Una mattina di 30 anni fa, era il 1° marzo 1993, Venezia si è svegliata priva di uno dei suoi capolavori. Nella notte, dalla chiesa della Madonna dell'Orto, nel sestiere di Canareggio, a Venezia, era stata rubata un'opera di Giovanni Bellini, La Madonna con bambino. È una tavola probabilmente realizzata dall'artista attorno al 1475, acquisita dal luogotenente del Friuli, Navagero, per adornare la sua tomba. Il furto rappresenta un'anomalia rispetto alla serie di altre opere sottratte in quel periodo a Venezia. Va detto innanzitutto che l'opera non è mai stata ritrovata, mentre tutti i dipinti, i capolavori che sono stati sottratti tra il 1971 e fino alla fine degli anni 90 a Venezia, quando è finita poi la stagione dei furti d'opere d'arte importanti, erano stati ritrovati. Di anomalia parlano anche gli investigatori. Attorno a questa particolarità di opera non ritrovata si sviluppa il libro che ho scritto. Un libro che ho voluto intitolare Perché io. Il Gesù in braccio alla Madonna è rappresentato dall'artista con la bocca aperta, con gli occhi che guardano verso l'esterno della cornice. Sembra fare delle domande. Ho pensato che forse ha fatto delle domande anche ai ladri che l'hanno sottratto dalla Chiesa. Ho sviluppato un percorso che prende avvio dalla notte del furto e si conclude con le ipotesi attorno alla scomparsa. Il furto d'arte, il saccheggio d'arte compiuto nei secoli a Venezia, è un elemento che merita sempre di essere affrontato e ricordato, descrivendo anche il rapporto tra la malavita organizzata, in particolare la mala del Brenta, e i furti d'arte. Anche attorno a questo, il furto del Bellini rappresenta una anomalia. Infatti non rientra nella casistica delle sparizioni gestite e ordinate dalla mala per cercare di ottenere dei benefici o tentare di ricattare apparati dello Stato. Concludo sostenendo che questo libro ha una sola finalità, quella di voler riaccendere l'attenzione intorno a una sparizione che Venezia chiede si concluda positivamente, cioè l'opera deve tornare all'interno della Madonna dell'Orto.